Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto, benvenuto Procuratore Melillo. Sono particolarmente contenta di questo incontro, sia per l'autorità che abbiamo avuto l'opportunità di avere tra noi qui all'Ateneo e anche per ragioni personali, perché ci lega una antica amicizia. Il titolo del nostro incontro l'avete tutti visto. Parliamo di mafie al nord. Abbiamo usato il plurale e le virgolette perché parliamo di varie organizzazioni criminali, da Cosa Nostra all''ndrangheta alla camorra. Non ci siamo esattamente accordati su come condurre questo incontro. Il procuratore vuole che gli faccia delle domande, ma non so se sono in grado di fargli delle domande intelligenti. L'unico antidoto alla noia, quindi era un'idea di... No, allora partiamo da questa. Dunque, per tanti anni, e noi lo sappiamo perché viviamo in questo territorio, c'è stato un atteggiamento negazionista. Si è sempre detto che le mafie al nord non c'erano, che il nord era un terreno sano nel quale le organizzazioni criminali non avrebbero potuto attecchire. E questo è stato detto non da Quisque de Popolo, è stato detto da sindaci di Milano, da ministri milanesi. E ricorderete tutti che quando Saviano, una trasmissione, parlò di questo argomento, fu bersagliato perché si disse che, dicendo che c'erano le mafie al nord, si sarebbe depressa l'economia e non sarebbero più arrivati i turisti. E ti chiedo quindi, quando è che si è invertita la tendenza? Perché poi gli studi, le inchieste, i processi e le condanne ci hanno fornito una narrazione diversa. Quando è che si è cominciato ad avere consapevolezza, procuratore, che le mafie al nord esistevano? Allora, intanto buonasera a tutti. Il negazionismo, anche se l'espressione ovviamente evoca ben altro, quindi mi sarò perdonato per aver utilizzata in condizioni completamente fuori dalla radice storica di questa espressione. Però ecco, gli atteggiamenti svalutativi della pericolosità di questi fenomeni sono tutto sommato consueti, hanno accompagnato la relazione tra opinioni pubbliche e anche istituzioni pubbliche da un lato e fenomeni mafiosi da un lato. Fino agli anni 70 anche i procuratori generali in Sicilia negavano l'esistenza della mafia. Quindi, da questo punto di vista era agevole riconoscere proprio una divaricazione terribile tra la consapevolezza che anche la magistratura aveva di questi fenomeni criminali e la realtà dei fatti. Noi adesso siamo abituati a pensare che siano i magistrati i protagonisti della lotta antimafia. E in realtà i magistrati a lungo sono stati silenziosi tutori di ordini sociali ai quali la mafia partecipava traendone garanzie di impunità pressoché assoluta. Il valore del maxi processo che tuttora oggi assegniamo a quella vicenda non è solo un valore simbolico, era un valore straordinariamente importante, straordinario sul piano sociale, perché veniva meno proprio visibilmente una garanzia di impunità secolare che era stata assicurata a Cosa Nostra. I processi a Cosa Nostra finivano con pochi anni di carcere in caso di condanna, ma le assoluzioni con la vecchia formula dell'insufficienza di prove si buttavano e i delitti insoluti erano quasi la regola. Ecco, noi oggi siamo abituati a considerare normale che i mafiosi siano in carcere, che le loro ricchezze vengano sequestrate, ma a lungo questo paese
era assolutamente lontano da tutto ciò. La conoscenza dei fenomeni antimafia era più dei prefetti che dei magistrati, dei prefetti e delle forze di polizia, soprattutto delle organizzazioni sociali. Tra il 46 e il 50 Cosa Nostra uccide 46 capilega, cioè sindacalisti della Lega dei Contadini, e non un solo processo viene avviato effettivamente per questi delitti, tranne uno nei confronti di un capitano dei carabinieri che aveva osato arrestare un mafioso sospettandolo di uno di questi delitti, e la storia poi la trovate raccontata molto meglio di come potrei fare io nel giorno della civetta di Leonardo Sciascia. Il peso della lotta alla mafia era sulle spalle delle organizzazioni sindacali, e la conoscenza si depositava in luoghi diversi dagli archivi dei tribunali. È un fenomeno storico. La prima relazione sulla camorra, per esempio, è la relazione Saredo del 1901, è la relazione di un prefetto. È un prefetto mandato lì per fare un'indagine sullo stato dell'amministrazione della città di Napoli, a fare un ritratto straordinariamente realistico e talmente profondo che tuttora da quella relazione si possono attingere piene mani, anche idee. Al nord questo rischio è molto più forte, perché al nord tendenzialmente, non solo al nord, anche in Europa, perché la linea della palma di cui parlava Leonardo Sciascia a proposito del progressivo avanzamento della cultura, delle relazioni, delle strutture mafiose, non solo ha risalito tutta la penisola, è stato sotto per condizionamento mafioso già tanti anni fa il comune di Saint-Pierre, che è in Val d'Aosta, che potrebbe associare a un comune da un nome così, anche protettivo, l'idea del condizionamento mafioso della vita amministrativa di una comunità valdostana. Eppure è successo, così come comuni sono stati sciolti in Liguria, sono stati sciolti in Emilia, sono stati sciolti in Lombardia, sono stati sciolti in Piemonte, sono stati sciolti anche in Trentino, se non sbaglio, qualche anno fa, ma il generale Lopez mi può correggere se sbaglio, perché lui da comandante interregionale ha il quadro completo del Triveneto. Perché questo? Perché questo rischio è maggiore? Il rischio è maggiore perché le organizzazioni criminali di regola non trasferiscono le strutture militari, ma trasferiscono le componenti più sofisticate, più raffinate di sé, vale a dire quelle deputate all'espansione affaristica, economica degli interessi di un'organizzazione mafiosa, e da questo punto di vista tendono a muoversi nelle nuove realtà silenziosamente, senza destare allarme sociale. È difficile accorgersi della presenza di organizzazioni che praticano attività che noi non associamo naturalmente all'idea del crimine organizzato. Oggi cosa fanno le organizzazioni mafiose nel centro-nord Italia? Fanno false fatture e frodi fiscali. Sono una sorta di gigantesca dorsale delle false fatturazioni in interi comparti economici, dal mercato degli idrocarburi e degli oli minerali a quello dei metalli, al ciclo dei rifiuti, al ciclo dell'edilizia, i lavori interinali, tutta questa gigantesca
quel gigantesco volume di frodi ruota intorno a fiduciari di organizzazioni mafiose che offrono questi servizi alle imprese che frodano il fisco esattamente come le imprese mafiose. E da questo punto di vista la corruzione e frode fiscali sono diventati un linguaggio comune, però è un linguaggio che non spaventa, perché non porta con sé il turbamento che i delitti di sangue, poi non è detto che non si verifichino. Per esempio in Germania dove, come in tutto il nord Italia, anche in Veneto, esistono numerosi locali di 'ndrangheta. Poi se volete vi racconto che cos'è un locale, nel senso che non è una stanza, è un'unità organizzativa fondamentale, Sì, se magari ce lo spieghi. di base dell''ndrangheta. Io 20 anni fa, anche più purtroppo, ero un sostituto dell'ufficio che oggi ho la responsabilità di dirigere, e ci toccava spesso parlare di 'ndrangheta con colleghi tedeschi e che non ne volevano proprio sentire di occuparsi. Poi improvvisamente in quel di San Luca, che è un paesino nella Spromonte, quella parte della campagna della Calabria che l''ndrangheta chiama con nome la montagna, sono i nomi dei mandamenti della Calabria nel Regino. C'è la Piana, che è la piana la parte della pianura che va verso il mare, Gioia Tauro, la montagna, che è invece la parte non tirrenica, la parte ionica, e poi c'è la città. E improvvisamente in questo piccolo comune, un comune proprio piccolissimo, San Luca, scopriò una faida tra le varie ndrine, cioè tra le varie famiglie mafiose. È una zona ad alto rischio sismico da questo punto di vista. Recentemente si è verificato un caso di scomparsa di un rappresentante di una di queste famiglie, e si teme molto il rischio di esplosione di una nuova faida. Questa faida improvvisamente scoppiò a Duisburg nel 2006-2007, e improvvisamente in un ristorante di Duisburg ci furono 7 morti, e ovviamente scoprirono immediatamente che cosa era diventata la 'ndrangheta da quelle parti. C'è molta sottovalutazione del rischio, perché noi siamo abituati a pensare che la mafia sia espressione di realtà sociali caratterizzate da debolezza strutturale, da arretratezza sociale. Siamo portati a pensare che siano quasi un riflesso della povertà originaria delle zone di origine. E invece le mafie non sono questo. Le mafie sono uno strumento di raffinate politiche di espansione economico-finanziaria. Sono una componente strutturale del tessuto sociale e economico, non solo nel sud Italia, ma anche del resto della penisola e anche di tanti altri paesi in Europa. La stessa nozione di infiltrazione che i prefetti usano, come tanti magistrati, in realtà è una nozione che non spiega niente, perché dà l'idea che ci sia un tessuto sano nel quale poi si infiltra qualcuno come un topo nel formaggio, no? Si è infilato, sarebbe più corretto il topo. No, le mafie sono una componente strutturale del tessuto economico-sociale, perché corrispondono a bisogni di alimentazione finanziaria, di un tessuto di imprese, di un mercato delle imprese molto più ampio di quello che ruota intorno agli interessi fiduciari delle organizzazioni mafiose. Le mafie offrono servizi illegali di stupefacenti, prima c'era il gioco d'azzardo, le armi, ma offrono anche servizi legali, solo che offrono servizi legali a condizioni illegali.
vuoi smaltire i rifiuti con la tua impresa? Beh, fatti fare da tuo commercialista un conto su quanto costa smaltirli in conformità alla legge, perché altrimenti se vuoi ti offro io i miei servizi con la società, ti fa troppe domande, però vedrai che ti costa molto di meno. O le false fatture, o come dire, il lavoro interinale, non ti preoccupare, te lo procuro io, ti tengo anche tranquille le relazioni sindacali nel tuo cantiere, vedrai che non protesta nessuno. Ecco, il fenomeno è estremamente insidioso ed esige grande disponibilità a guardare la realtà con realismo. Un vecchio filosofo passato di moda diceva che la realtà va analizzata realisticamente, perché alla realtà ci si può avvicinare in modi diversi e poi gli psichiatri, come dire, anzi in psicologia, in psicologia ci sono gli studiosi delle distorsioni cognitive, no? Una delle distorsioni cognitive fondamentali va sotto il nome di optimistic bias, vale a dire quella tendenza a pensare che accadono soltanto le cose favorevoli e quelle sfavorevoli capitano sempre agli altri, no? Ecco, è una distorsione cognitiva che impedisce di guardare la realtà per quella che è. E da questo punto di vista, però, va detto che anche è passata tanta acqua sotto i ponti. In Lombardia si fanno processi in 'ndrangheta da 30 anni, con sentenze passate in giudicato che hanno dimostrato l'esistenza non soltanto di locali, cioè unità originarie. L'Andrina è la famiglia mafiosa, quindi più famiglie mafiose, in Calabria almeno 7 secondo le vecchie regole, ma poi c'è molto più pragmatismo, si costituisce un locale e quando la linea della Palma avanza, si costituiscono locali. Quando ci sono molti locali si costituiscono le cosiddette camere di controllo, cioè delle entità che servono a regolare i rapporti tra i vari locali di una determinata zona, si chiamano anche in alcuni contesti camere di compensazione, e però la struttura, le cose fondamentali vengono sempre risolte intorno a quei 3 mandamenti, regini, quelli che noi chiamiamo le case madri, ma non è un'espressione che i mafiosi riconoscono, è un'espressione nostra. In Lombardia c'è una situazione di straordinaria pericolosità. Il radicamento mafioso era tale che a un certo punto un signore pensò di trasformare, era il capo della Camera di Controllo lombarda, pensò di rendersi autonomo dalla casa madre, e al primo segnale di questo fu decisa la sua eliminazione e simbolicamente fu scelto per ucciderlo un giovanissimo nato in Lombardia, come dire, guarda, ti ucciderà uno di quelli che tu pensavi che non avessero dimenticato il legame con le radici. Torino è la stessa cosa, Minotauro, perché i giudici i pubblici ministeri, le forze di polizia hanno questa brutta abitudine di dare i nomi alle indagini, però a volte aiutano perché i caratteri numerici sono più difficili da ricordare. Minotauro è del processo del 2003, stiamo parlando di 20 anni fa. E ne sono seguiti molti altri. In Emilia, il processo Emilia è un processo di 10 anni fa, no? Nel 2013, poi, almeno con le misure cautelari, per così dire. Ecco, io ho la sensazione che in molte aree il livello di allarme dipenda non dall'effettiva gravità del fenomeno quanto dalla capacità di guardare realisticamente
le cose per quello che sono, e quindi ecco, è più come dire, il risultato di un deficit cognitivo, come dire, la sensazione che ci siano meno mafiosi in circolazione. Però ecco, a Milano c'è una commissione comunale antimafia, cioè, può sembrare una cosa come dire, difficile, perché Milano ha un gravissimo problema nell'Interland di interi comuni controllati, ma comuni importanti, controllati dall''ndrangheta, che è il principale fenomeno da questo punto di vista. Cosa Nostra ha intanto pagato un prezzo molto più elevato in termini di repressione, ha una struttura molto più rigida e quindi difficile da trasferirsi, come dire, è priva di flessibilità, e invece, anche se sta imparando rapidamente, e invece la camorra non si ramifica, la camorra fa semplicemente affari, come dire, non costituisce basi, però trasferisce uomini che fanno affari, che moltiplicano le opportunità e le relazioni in un determinato contesto. Io penso che i pubblici ministeri siano pagati per fungere da agenti del pessimismo. Secondo me prefetti e generali dovrebbero essere pagati di più, perché dovrebbero farlo anche più dei pubblici ministeri. E credo che i decisori politici dovrebbero apprezzare molto di più, come dire, gli agenti del pessimismo, quelli che cioè dicono che le cose sono gravi, perché, come dire, ci sono ritardi da colmare, ci sono tante cose da fare, piuttosto che gli agenti dell'ottimismo, quelli che, come dire, che spargono appunto versioni rassicuranti della situazione. È un fenomeno generale, come dire, gli studiosi di intelligence americani dicono che l'11 settembre non ci sarebbe stato se fossero stati ascoltati quei pochi agenti del pessimismo che lavoravano nelle agenzie di intelligence americane. Ma è un problema serio, è un problema come dire, con il quale misurarsi, lo riconosco, non è semplice, perché sfida anche il modo di organizzare le funzioni di prevenzione criminale, perché una comunità deve accettare che un prefetto, un questore, un comandante provinciale prendono degli uomini e non li destinino ad attività, come dire, visibili, perché devono studiare, raccogliere informazioni, fare indagini riservatamente, e mentre invece la pressione per avere le gazzelle, le pantere in strada è forte, e gli uffici giudiziari devono rendersi conto che avere magistrati che si occupano esclusivamente di criminalità organizzata è condicio sine qua non per costruire impianti investigativi capaci di riflettere la complessità delle cose. E la complessità delle cose, tutto ciò ha dei prezzi, che però per me sono infinitamente più bassi di quelli che poi si è chiamati a pagare quando ci si accorge che è troppo tardi. Grazie. Senti, in un'intervista a una tua collega della direzione distrettuale di Milano dice che ultimamente le mafie usano la violenza, lei l'ha definita a bassa intensità, cioè non commettono reati che creano un allarme sociale, che possono, come dire, avere degli effetti di rimbalzo sui media, ma quel tanto di violenza che basta intimidire, quel poco di violenza che serve a non andare sui giornali. Condividi questa analisi? Per cui questo rende ancora più penetrante nel tessuto sociale
questa infiltrazione. So che tu non vuoi questo termine, hai ragione a non chiamarla infiltrazione, perché Allora, Giovanni Falcone diceva che le mafie stanno sempre un passo avanti a noi, che non è un modo per, come dire, semplicistico per invocare, come dire, un'immagine, no? L'immagine di Achille e la tartaruga, è invece un modo acuto per spiegare che le mafie non sono entità primitive, possono essere composte da uomini molto semplici. Rina l'avrete visto, cioè un uomo, come dire, non aveva certo studiato all'École Nationale, come dire, o alla Sorbona. Il capocrimine, vale a dire il custode delle regole dell''ndrangheta, è solamente un uomo quasi analfabeta. Però questo nulla significa rispetto alla straordinaria capacità delle mafie di adattarsi. Le mafie hanno una straordinaria capacità di adattamento sociale e hanno una straordinaria capacità anche di mettere nelle loro attività conoscenza della modernità e conoscenza anche delle tecnologie. Questo da un lato, come dire, orienta naturalmente le scelte strategiche di un'organizzazione mafiosa nei settori nei quali ci sono i margini di profitto maggiori e i rischi, per così dire, minori. E quindi di per sé si tende a privilegiare settori dove i guadagni sono elevatissimi, gli stupefacenti, le frodi fiscali, e i rischi bassissimi. Nel settore delle frodi fiscali, un paese come il nostro, il rischio, riconosciamo, è obiettivamente assai ridotto. Negli stupefacenti c'è il rischio, come dire, di dover disputare la supremazia di un mercato locale o regionale con altre organizzazioni che hanno lo stesso obiettivo, e allora la scelta naturale per ridurre il rischio è quella di, come dire, politiche di alleanza o addirittura di integrazione delle strutture che rendono il rischio controllabile, per cui la violenza si esercita soltanto per ricordare agli affiliati o coloro i quali entrano in contatto che la violazione delle regole fondamentali è ancora sanzionata in modo violento. Non si dice ti denuncio se non fai quello che hai promesso. È un'impresa mafiosa che entra in un mercato, stati pur certi, che trova il modo di evocare nelle sue relazioni la capacità di intimidazione, di azione violenta della struttura originaria di riferimento, anche se è composta da persone con giacca e cravatta, che non, come dire, ecco, forse la prima difficoltà è quella di abbandonare l'idea che l'espansione della mafia si manifesti con la moltiplicazione di uomini con la coppola in testa e la lupara sulle spalle. Questi è difficile vederli anche, a San Luca forse si vedono, però insomma. E questa è una scelta strategica delle organizzazioni mafiose che operano in Italia, una scelta che peraltro è interiorizzata dalla consapevolezza dell'amarissimo prezzo che è stato pagato dalle organizzazioni mafiose quando hanno sfidato apertamente lo Stato, con le stragi del 92 prima e poi con quelle del 93. L'azione repressiva dello Stato era sconosciuta alle organizzazioni mafiose, non soltanto un'azione immediata di repressione, no, invece, come dire, la messa in opera di un sistema capace di svolgere costantemente, continuativamente un'attività di prevenzione e repressione dei fenomeni mafiosi che ha condannato al carcere intere generazioni di mafiosi. A Napoli, io sono stato procuratore a Napoli prima di fare il procuratore nazionale. A Napoli ci sono normalmente, e siamo in presenza della tipologia di organizzazione mafiosa, per così dire, meno strutturata,
che siamo abituati a pensare persino come dire, magmatica e disordinata, ma così non è per niente. Ma questo è un altro discorso. A Napoli ci sono 9, 10, 15 omicidi in un anno. Può sembrare cinico dire che è pochissimo, però probabilmente ce ne sono di più a Copenaghen e a Oslo. Quando io facevo il sostituto a Napoli 30 anni fa, mi chiamò una volta un altro funzionario dell'ambasciata americana, perché Napoli negli anni 90 c'erano, come negli anni 80, come negli anni 70, c'erano anche 250-300 omicidi ogni anno, quindi fate un po' i conti, 35-40 al mese, più di uno al giorno. E allora lui mi chiamò perché voleva avere un'idea, ma perché succede questo? Allora io gli feci tutta una bella spiegazione, un po' forse persino troppo complessa per il pragmatismo di un diplomatico americano, e poi salutandoci, nel tono più colloquiale, questo diplomatico, era una donna, mi disse: sai, io poi tutto questo allarme che ci sta sui giornali poi non lo capisco, io sono di Chicago, ci sono 600 omicidi ogni anno, ma nessuno si preoccupa più di tanto. Però quel numero così basso di omicidi è l'evidente espressione del fatto che le organizzazioni camorristiche, come le organizzazioni siciliane, come le organizzazioni calabresi, anche se poi la realtà è sempre pronta a smentirci, la scomparsa di un componente della famiglia Strangio verificatasi, accertata qualche giorno fa, fa temere riprese di faide assai violente, però a parte la capacità della realtà di smentirci sempre, è un dato di fatto che da 10-15 anni le mafie hanno una propensione violenta molto controllata. I processi decisionali che sono alla base di un'azione violenta sono processi decisionali che sono stati sempre più concentrati in poche mani, perché la violenza deve essere controllata. A Napoli, per esempio, c'è ancora un numero significativo di gambizzazioni, che sono forme di sanzione sociale meno grave ovviamente dell'omicidio. Quindi ogni tanto un camorrista viene gambizzato, ovviamente la sua versione sistematica è una rapina, hanno cercato di prendermi l'orologio, non ci sono riusciti, mi hanno sparato, ma lei c'ha l'orologio a posto? No, e l'altro io di solito porto 2 orologi, ecco. È un dato di fatto che accompagna l'espansione affaristica, perché quando si fanno affari il rumore delle armi provoca allarme sociale, gli interlocutori di un'organizzazione criminale sul versante degli affari si ritraggono, nutrono più preoccupazioni, diventano più cauti, mentre invece il silenzio, l'assenza di fuoco e fiamme aiuta molto gli affari. E poi questa è una vecchia lezione, è una lezione originaria delle mafie. Il nostro articolo 416 bis, che fortunatamente non è stato scritto da magistrati, è la prova che sia stato scritto bene e che ha subito pochissime modifiche, quasi tutte terminologiche, ed è bene che non sia modificato, perché è una norma straordinariamente capace di adattamento sociale, proprio perché è l'espressione di una profonda conoscenza criminologica del fenomeno mafioso. Descrive le mafie non come associazioni che fanno uso della violenza. L'uso delle armi è una mera aggravante. Tutta la definizione dell'associazione mafiosa ruota intorno al controllo delle attività economiche, al controllo dell'acquisizione di concessioni, appalti e autorizzazioni. Già 40 anni fa il nostro legislatore aveva un'idea chiarissima di che cosa fossero e di che cosa siano le organizzazioni mafiose. Sono strutture che privilegiano gli affari alla violenza, e ricorrono alla violenza quando è indispensabile.
e d'altra parte è anche una cosa logica. La violenza comporta prezzi da pagare molto più elevati e poi si limita ad abbattere un ostacolo. La corruzione è molto più vantaggiosa, non risolve i problemi e procura amici che valgono, alleati che sono utili anche in futuro. Questo è un dato di fatto che ormai caratterizza anche le regioni originali. Tutti gli sceneggiati televisivi sulla mafia sono incentrati sulle fasi sanguinolenti, no? Grignolesche. La Piovra, erano gli anni delle guerre di mafia, Gomorra erano gli anni delle guerre tra gruppi di narcos emergenti. Però è anche divertente che, per esempio, perché ho molto lavorato a Napoli, quando c'erano le faide nei quartieri settentrionali di Napoli, i capi dei gruppi che a Napoli si scannavano si riunivano in Spagna per dividersi le quote degli affari con i narcos colombiani, e lo facevano in modo assolutamente pacifico. Ecco, se iniziamo a pensare alle organizzazioni mafiose come organizzazioni complesse, sofisticate, razionali, forse diventa più facile anche cogliere i pericoli. Prima lo dicevo, c'era un giovane giornalista pensate che l''ndrangheta è diventato una priorità in Svizzera, perché si sono accorti che esistono almeno 15-20 locali, e si sono accorti che il fenomeno è estremamente pericoloso per la sicurezza, anche la salubrità economica di quelle regioni. E questa è la ragione per la quale ormai è diventato consueto lavorare, fare indagini di 'ndrangheta con i colleghi svizzeri, con i colleghi tedeschi, con i colleghi belgi, anche per altre ragioni che però condurrebbero a raccontare tante altre cose noiose. Grazie. Senti, sempre Falcone, lo citiamo perché in effetti era un uomo davvero che andava oltre con il pensiero, diceva: dove trovate le strade dei soldi e lì troverete la criminalità organizzata. Allora, sappiamo con l'Expo quello che è accaduto. Ci sarà fra un po' un evento molto importante, le Olimpiadi Milano-Cortina, che interesseranno sia appunto il Veneto che la Lombardia che il Trentino Alto Adige. Non è che diventi anche questa un'occasione per una seconda Expo, dico dal punto di vista della criminalità organizzata, e quali possono essere come dire, gli antidoti preventivi? Qual è che può essere una prevenzione, se esiste una prevenzione di determinati fenomeni? Sto pensando anche al grande quantitativo di soldi che è arrivata e che arriverà col PNRR. Dove arriva grande quantità di denaro c'è un alto rischio che arrivi anche la criminalità organizzata. Quali sono le modalità di prevenzione, se esistono? Intanto Giovanni Falcone andrebbe evocato sempre, ricordandosi che si tratta di un uomo che ha scoperto di avere molti amici soltanto una volta che è stato ammazzato, perché in vita di amici ne aveva pochissimi. Invece, lo so, di amici ne aveva pochissimi e di detrattori tantissimi, soprattutto in magistratura. Prego? No, perché sarebbe anche più interessante dialogare senza anche rapidamente. Non v'è dubbio che il rischio esista. L'Italia nel tempo ha costruito intorno alle funzioni dei prefetti
una capacità di prevenzione che altri paesi non hanno, che si può riconoscere, che non a caso però è anche messa in discussione. Come dire, no? Io vedo per esempio che i prefetti stanno come dire, conoscendo il destino dei pubblici ministeri. Prima erano i pubblici ministeri quelli che venivano accusati di bloccare l'economia con i sequestri, i giudici. Adesso invece sono i prefetti che sono accusati di, come dire, ritardare, come dire, di rallentare l'economia con le interdittive antimafia. Come dire, si parla delle interdittive antimafia come se fossero degli strumenti incivili, di eliminazione, di uccisione di un'impresa, priva di giustificazione. E non c'è dubbio che nelle fasi negative del ciclo economico, cioè quando i soldi sono pochi, nelle fasi recessive, nelle fasi di crisi, la tentazione a liberarsi di lacci e lacciuoli per rilanciare l'economia si fa molto più forte, anche se secondo me è quasi sempre una prova di miopia. Però non c'è dubbio che il rischio sia elevato. Oggi le reti mafiose in Italia, ma non solo in Italia, se dovessi usare un'immagine per definirle, le definirei come costellazioni di imprese. Sono autentiche costellazioni di imprese. Imprenditori, quindi svolgono ruoli apicali, sono capi di organizzazioni criminali. Prima erano figure ai margini, cioè figure che avevano relazioni, che i magistrati dicono relazioni di contiguità con le organizzazioni mafiose, cioè, oggi invece sono figure che rivestono ruoli dirigenziali o addirittura di assoluto vertice nelle organizzazioni mafiose, perché sono quelli che governano le componenti più vitali delle organizzazioni criminali. E queste costellazioni di imprese sono cresciute nel tempo, di regola intorno ai flussi di spesa pubblica, ma non solo, ma anche intorno ai flussi di spesa privata. L'edilizia privata, 25 anni fa, un questore a Modena mi diceva che quasi metà delle imprese edili che operavano nel settore dell'edilizia privata in quel di Modena erano tutte nella zona di Casal di Principe e dintorni, in Caserta. Perché se abbandoniamo l'idea che le organizzazioni mafiose siano composte da uomini semplicemente violenti e sanguinari e riconosciamo che invece sono composte anche da persone che hanno straordinarie capacità di relazione, capacità di innovazione, capacità di fare impresa, semplicemente lo fanno rappresentando anche gli interessi di organizzazioni che hanno bisogno di mettere denaro sporco. Ma questo è una per un'impresa, un'impresa che ha liquidità infinita, è un'impresa che è straordinariamente votata al successo, è un'impresa che alle banche si rivolge soltanto per mascherare i flussi sotterranei, no? Chiedo un mutuo, ma è un vecchio meccanismo, si usava 30 anni fa, chiedo un mutuo per nascondere il fatto che poi devo, in realtà uso denaro contante e una parte di questo mutuo, poi parte del denaro sporco mi serve per estinguere le rate, e diventa semplicemente un meccanismo, in generale Lopez sorride perché siamo proprio all'ABC delle pratiche di riciclaggio da anni 80. È un rischio serio soprattutto se si continua a coltivare l'idea che la prevenzione antimafia, che costa molto fatica, sia un insieme di lacci e laccioli nocivi all'economia e non invece una cintura protettiva di un tessuto economico e sociale sano. Ed è un rischio
soprattutto se come dire, si diffonde l'idea che tutto sommato avere a che fare con soci che portano soldi e anche know-how, come dire, perché ci sono settori di impresa dove la criminalità organizzata ha un know-how insostituibile, i rifiuti per esempio. Quindi è un mercato di imprese che è nato intorno ad affari illeciti quando non c'era nessuna disciplina, e quindi nonostante tanti processi e tanti sequestri, quindi le imprese che operano in questo settore sono cresciute intorno a logiche come dire, mafiose e anche molto selvatiche, ed è una componente non secondaria della spiegazione che dobbiamo dare alla difficoltà di costruire in intere regioni un ciclo di rifiuti razionale, perché disturba gli affari. È un rischio serio, è un rischio soprattutto ovviamente nelle zone dove le presenze mafiose sono meno avvertite e non sono oggetto di una continua pressione investigativa, però sono un rischio gravissimo anche nelle zone dove invece da sempre, come dire, le indagini si sviluppano. Non è che io vedo il ponte di Messina così, come dire, al riparo da questi rischi, no? Anche per quanto siano bravi i colleghi siciliani, i colleghi calabresi a fare indagini in materia di criminalità organizzata. Però sono un agente del pessimismo, però ecco, evitiamo di esagerare al momento. Bene, allora veniamo al nostro Veneto. Leggendo, ovviamente io così, documentazione non tecnica, ovviamente siamo messi meglio della Lombardia, però forse c'è da essere preoccupati. Da una statistica che viene da relazioni vostre del 2022, mi aggiornerà il signor prefetto che è qui presente se i dati sono diversi, analizzando il numero dei comuni nel cui territorio insistono beni interessati da procedimenti giudiziari con quindi sequestri e confische, su 563 comuni del Veneto 77 sono interessati, che vuol dire il 14% del totale dei comuni, quindi poco più di 1 su 7. Certo, siamo messi meglio della Lombardia, nella quale la percentuale è del 27%, ma non credo che sia da stare allegri nemmeno qui. Questa roba l'ha scritta nel mio ufficio. Sì, quella è statistica del 22. E devo dire che l'analisi che voi facevate è che diciamo, le infiltrazioni mafiose fossero minori per la natura delle imprese venete, che sono imprese tutto sommato piccole o medio piccole, e quindi questo forse rende più difficile la penetrazione. Non so se sia questa un'analisi giusta, è la domanda che rivolgo a te. E qual è la situazione dall'alto, diciamo, del tuo ufficio, delle tue competenze che vedi nella nostra regione? Io credo che la relazione rifletta un deficit di conoscenze che tuttora perdura perché per come la vedo io la situazione è particolarmente grave, non ci sono particolari antidoti. Se anche l'idea delle piccole comunità e in cui tutti conoscono tutti, formate da piccole imprese, non hanno retto in Val d'Aosta, ci sarebbe da dubitare che questo meccanismo possa reggere in Veneto. La realtà è che il Veneto si trova in una situazione molto simile a quella dell'Emilia, a quella della Lombardia. La Lombardia è fatta non soltanto di Milano, che ha iniziato a lavorare molto tempo fa,
è fatto anche del distretto di Brescia, che ha iniziato che ha coltivato l'illusione a lungo di essere, come dire, protetto anche da una struttura, come dire, socio-territoriale simile, no? a quella del Veneto, perlomeno la parte occidentale del Veneto. Non è così, come dire, non è così. Oggi come dire, a Brescia si svolgono alcune delle indagini più importanti, da tempo si svolgono alcune delle indagini più importanti sulla penetrazione dell''ndrangheta, e soprattutto è un buon osservatorio anche perché si coglie agevolmente la dimensione di integrazione delle strutture criminali. Noi siamo abituati, ecco, noi facciamo classifiche di pericolosità. Io non le sopporto le classifiche di pericolosità, sia quelle soggettive sia quelle oggettive. Cioè la classifica soggettiva è l''ndrangheta è più pericolosa e quest'altra di meno, perché da un lato sono fuorvianti, perché chi fa le classifiche considera le cose distinte, perde di vista invece i processi di integrazione delle strutture criminali, che sono ovviamente molto più forti nelle aree in cui le presenze mafiose sono votate agli affari, no? Ma sono poi anche pericolose, perché le classifiche si possono leggere anche al contrario, quindi quelli che stanno i fenomeni criminali meno gravi, poi si può anche iniziare a raccontarli come i più tollerabili, no? Ma considero pericolose le classifiche di pericolosità anche quando sono gli oggetti delle attività mafiose a essere messi in graduatoria, quindi i territori più a rischio, i territori meno a rischio, perché la realtà davvero è molto più complessa. Ci sono indagini che dimostrano che uomini che devono fare spedizioni punitive, uomini di 'ndrangheta che devono fare spedizioni punitive in Nord Italia, questa volta per ricordare che c'è sempre una mano violenta dietro quella che è protesta per concludere un affare, spesso vengono da locali dell'Europa centrale, Austria, Svizzera, Germania, e compiono imprese violente nel Nord Italia e poi ritornano nelle zone dove si guardano bene dal svolgere azioni violente. Non solo, ma sono i mercati a determinare i processi di integrazione criminale, e non esistono soltanto le nostre mafie, esistono anche altre organizzazioni che con le nostre si integrano perché controllano insieme le rotte degli stupefacenti e le rotte e le strade del riciclaggio. La Guardia di Finanza fa da anni un lavoro straordinario sul sistema di underground banking, per esempio, che ruota intorno al fenomeno che i cinesi chiamano denaro volante, flying money. L'espressione cinese credo sia Fian Chen, una cosa del genere, però il mio mandarino è meno di questi due ideogrammi, perché queste indagini dimostrano che il denaro del narcotraffico, il denaro della frode fiscale, il denaro che è proveniente dalle imprese delittuose più diversificate, può riprendere le stesse strade, quindi le stesse strade del trasferimento, del trasferimento attraverso false fatturazioni, prima verso un paese europeo, poi direttamente in Cina, dove poi ritorna in forma di denaro contante. Qualcuno calcolava che 10 anni fa c'erano 2 miliardi di trasferimenti dall'Italia verso la Cina, che avvenivano attraverso i canali bancari. Questi flussi finanziari trasparenti, registrati, sono praticamente scomparsi perché sono stati sostituiti da fenomeni di
underground banking, per cui il denaro è diventato una merce come gli stupefacenti, che non si sposta più, si spostano soltanto i token che ne garantiscono la disponibilità. Tu hai evaso le tasse in Lombardia o in Veneto, o hai guadagnato milioni col traffico di stupefacenti, dammi denaro e dimmi dove vuoi che ti venga consegnato. A un trafficante dirà: mi occorre che metà li trasferisci in Messico perché ho fatto affari lì, e un'altra metà me li fai trovare a Dubai perché intendo finanziarli lì. E non è il tuo denaro che si sposta, sono altre masse di denaro che trovano collocazione altrove, e questo avviene esattamente anche per il nostro imprenditore che con la mafia non ha nulla a che fare, che però usa esattamente gli stessi canali, ma attraverso questi canali poi inevitabilmente ha a che fare con gli stessi intermediari che usa il calabrese che deve riciclare denaro di stupefacenti, o gli albanesi, che sono una mafia cresciuta dal nulla, cresciuta all'ombra dei conflitti della ex Jugoslavia, perché sostenevano le rotte del contrabbando di sigarette che finanziavano il conflitto, e da fenomeni primitivi e locali sono diventati un network criminale che ormai spazia in tutti e 5 i continenti. Sono diventati uno dei grandi player del traffico di stupefacenti e del riciclaggio, e noi continuiamo anche nelle nostre indagini a fare fatica a riconoscere un albanese da un altro, esattamente come i tedeschi prima facevano fatica a distinguere un San Lucota da un vibonese, e sono strutture criminali che stanno prendendosi pezzo dopo pezzo anche le città del centro-nord. Sarebbe interessante, questo i prefetti e le guardie di finanza potrebbero farlo, quindi una ricognizione delle proprietà immobiliari riconducibili a fenomeni di questo tipo. Forse una città con un mercato immobiliare straordinario come Venezia potrebbe essere interessante addentrarsi in questo tipo di verifiche. Mi spiace, non ho notizie rassicuranti da dare stasera. Ma allora passiamo dal fenomeno della negazione al fenomeno della normalizzazione, cioè come in Italia ci siamo abituati alla corruzione, così dobbiamo abituarci alla presenza delle mafie ovunque in Italia. Sì, ma non solo le nostre. Gli arresti più importanti di esponenti apicali dell''ndrangheta negli ultimi 10 anni sono stati fatti a Rio de Janeiro. Erano 2 signori, uno si chiama Rocco Morabito, l'altro si chiama Vincenzo Pasquino, che erano i 2 rappresentanti dei mandamenti regini in Brasile. Perché in Brasile, direte voi? Certo, Rio de Janeiro hanno tante altre ragioni per essere scelta come posto dove vivere, ma il Brasile è un grande ponte del trasferimento della cocaina verso l'Europa, perché la cocaina prende le strade delle infrastrutture portuali brasiliane, ecuadoregne, quelle legate all'idrovia, e intorno a questi traffici sono cresciute organizzazioni criminali che fanno impallidire anche le idee che noi abbiamo. Il primo comando capital, il comando vermelho, la milizia, sono organizzazioni di decine di migliaia di uomini armati che detengono il monopolio della violenza negli interi stati brasiliani,
ma contemporaneamente sono tra i grandi attori del narcotraffico mondiale e lavorano insieme all''ndrangheta e ai gruppi albanesi e danno vita ad autentici sistemi criminali. Quindi una volta sarebbe stato impensabile che avere squadre investigative comuni con paesi così lontani. Noi abbiamo squadre investigative con il Brasile, con l'Ecuador, con l'Argentina, con la Colombia, perché quei processi di integrazione nel mercato degli stupefacenti e nel mercato del riciclaggio che ruota intorno ai proventi del traffico di stupefacenti si realizzano fenomeni di integrazione che vedono le nostre mafie sedersi accanto ai rappresentanti di grandi organizzazioni criminali latinoamericane o balcaniche. Un grande trafficante di cocaina napoletano, che è un grande broker di stupefacenti, viveva da 15 anni a Dubai, perché a Dubai, secondo una teoria che formulai una decina di anni fa tra molti sopraccigli alzati, perché sembrava un po' esagerata, io dicevo che c'era da tempo una sorta di OPEC degli stupefacenti, cioè così come a Vienna si riuniscono i paesi produttori di petrolio e decidono quanto petrolio si estrae, a che prezzo lo si vende in giro per il mondo, a Dubai sedevano per tante ragioni rappresentanti di grandi cartelli criminali che decidevano quanta cocaina va in Australia, quanto va in Nord America, quanto va nei porti di Anversa, Amburgo e Rotterdam e quanto va invece nei porti italiani, da Gioia Tauro fino a Genova o Venezia. Venezia è uno dei luoghi di importazione di stupefacenti più importanti, secondo le indagini degli ultimi anni. Sono fenomeni estremamente preoccupanti che rivelano anche l'insufficienza degli strumenti di cooperazione oggi esistenti, anche l'insufficienza dei sistemi antimafia in altri paesi. Io vado spesso in paesi di America Latina, tanto da sentirmi costretto a studiare spagnolo, perché loro ci chiedono di essere aiutati a costruire modelli analoghi di concentrazione delle conoscenze e delle competenze investigative. Lo chiedono a noi, lo chiedono i carabinieri. I carabinieri hanno i carabineros del Cile come una sorta di fratello minore al quale vanno a fare formazione continuamente, ma in Argentina, in Cile, i parlamenti stanno esaminando modelli antimafia dichiaratamente ispirati a quello italiano, che spesso viene bistrattato, ma questo è un altro discorso. È un altro discorso, e invece viene visto con grande attenzione, con grande rispetto e con grande fiducia all'estero, non perché siamo più bravi, ma perché nel tempo, grazie al sangue di alcuni e al sudore di tanti, è comunque è stato messo in piedi un sistema che fa dell'accumulazione delle conoscenze, della capacità di analizzare i fenomeni criminali, un metodo di lavoro che tuttora funziona e che mica è stato facile introdurre in Italia. Giovanni Falcone ha pagato un prezzo elevato su questo versante, perché era considerato, lui di fatto metteva in discussione il mito del magistrato che è capace di applicare il diritto ad ogni situazione, mentre invece fenomeni complessi esigono conoscenze altrettanto complesse, interdisciplinari, esige l'accumulazione delle esperienze, esige cioè la costruzione di strutture specializzate.
E questo è una, come dire, è una, come dire, è un'idea che aveva una volta, nel momento in cui se ne proponeva la traduzione normativa, aveva un effetto scioccante per la corporazione dei magistrati. Pensate, quando sono state istituite la Procura Nazionale e le direzioni distrettuali antimafia, sono state inserite delle norme che la magistratura ha visto proprio come dire, quasi eversive. L'anzianità non conta se non a parità di titoli, di esperienza e di attitudine specifica. Era un'eversione in un sistema nel quale invece i magistrati accedevano a incarichi direttivi per semplice anzianità, a meno che non avessero, come diceva Michel Foucault a proposito di Pierre River, sgozzato la madre, la sorella e il fratello, avevano un percorso praticamente garantito di progressione in carriera. Addirittura un magistrato, io tuttora lo faccio, anche poteva essere magistrato del pubblico ministero, poteva essere applicato, cioè trasferito in un'altra sede senza il suo consenso. Era un'altra pulsione eversiva, l'inamovibilità del magistrato. Quindi l'inamovibilità del magistrato erano tutte innovazioni che poi fortunatamente la magistratura ha metabolizzato. Pensate che a lungo il procuratore nazionale è stato l'unico dirigente in ufficio giudiziario che aveva un incarico a tempo. I 4 anni più 4, che adesso sono la regola per tutti i capi di uffici giudiziari, anche quelli piccoli e piccolissimi, sono nati col procuratore nazionale antimafia, perché era circondato da tale diffidenza che si diceva no, che sia un incarico a tempo, non per fortuna dico io che è un incarico a tempo, che è un incarico a tempo, ma tante altre iniezioni di modernità nell'organizzazione giudiziaria sono state fatte sulla scia dell'introduzione di queste nuove entità. E badate che la magistratura all'inizio non è che reagì molto bene. Io fu uno dei primi, ero di DDA a Napoli quando fu emanata la prima circolare, era il febbraio 93, e allora il Consiglio Superiore disse che nelle DDA non si poteva stare più di 6 anni. Quindi in casi eccezionali era possibile ancora 2 anni. Ora pensate, 6 anni a un magistrato, ne servono 2 o 3 per avere un'idea di come si fanno le indagini di mafia o di terrorismo, di fenomeni complessi, la stessa cosa. 2 o 3 per iniziare a mettere in piedi un processo, altre 2 o 3 per seguire questo processo, e poi ci sarebbe bisogno anche di una fase di trasferimento di queste esperienze. Invece all'epoca il Consiglio disse non più di 6 anni, anzi nella relazione del circolare disse che era una regola della quale vi era grande bisogno, perché bisognava evitare la formazione di centri di potere di pericolose incrostazioni. Io che andavo in udienza nell'aula bunker di Santa Maria Capovetere, circondato soltanto da calcinacci e parenti di detenuti mafiosi, dicevo mi devo essere perso qualcosa, scopro di essere parte di un centro di potere, mentre io mi sembra di fare la vita in minatore, che esco che è quasi buio e torno che è buio pesto. Ecco, fortunatamente la magistratura è cambiata, però Giovanni Falcone non ha fatto in tempo a vedere i cambiamenti che ha provocato, perché tutte queste leggi le ha scritte lui. Pensate anche la lungimiranza, persino la capacità visionaria di scrivere una norma che sulle banche dati nel 91, credo che soltanto il 10% dei magistrati usasse abitualmente il computer o poco più, e mentre era ma da questo punto di vista le scoperte che si potrebbero fare sono tante altre, però
è così. Sì, mi fai ricordare quel periodo in cui, cioè, non solo si vedeva male la Procura Nazionale Antimafia, ma l'accusa era che Giovanni Falcone avesse costruito un ufficio per sé, o che Martelli, che allora era il ministro della giustizia, di Grazia e Giustizia all'epoca, le avesse costruito un vestitino adatto, non comprendendo invece quanto di innovativo e devo dire visionario ci fosse stato nell'istituzione di quell'ufficio. A me è sempre stupito che nel mio ufficio, che fu messo in piedi fisicamente anche, nel senso che fu arredato mentre Giovanni Falcone era al Ministero, e le funzioni di procuratore nazionale provvisoriamente erano esercitate da un altro grande magistrato che era De Gennaro, Peppino De Gennaro, che è un magistrato che è stato anche diplomatico nelle Nazioni Unite, e fu anche vittima di un sequestro terroristico negli anni 70, dimenticato da più, fu sequestrato dai nuclei armati proletari per il suo impegno di magistrato. In questo ufficio io ho dedicato la sala riunioni, cioè la sala dove si riuniscono i procuratori, dove Stefano Ancillotto verrà presto a riunirsi. Purtroppo lui è capitato nella fase delle riunioni da remoto, delle videoconferenze, quindi se ne perse un po'. Nicola Proto lo conosce bene. Non era mai stato dedicato nulla a Giovanni Falcone. La cosa mi è sembrata talmente strana che è stato forse il primo gesto che ho fatto da nominato procuratore nazionale, quello di dedicare la sala riunioni a Giovanni Falcone. Ed era vero che quell'ufficio era stato pensato per Giovanni Falcone, è inutile nasconderselo, ma era una cosa buona e giusta che fosse stato pensato, perché nessun altro avrebbe potuto svolgere quelle funzioni in quel momento se non Giovanni Falcone. E anche il passo lento e incerto che l'ufficio ha avuto nei primi anni dipese dal fatto anche che mancò nei primi anni una guida energica e anche visionaria, della quale vi sarebbe stato grande bisogno, anche se poi la mancanza di questo fu supplita dall'arrivo di tanti magistrati di straordinario valore che poi hanno costruito la storia dell'ufficio che io adesso ho la responsabilità ma anche l'onore di dirigere. Ma la magistratura fu spietata nei confronti di Giovanni Falcone, fu veramente spietata. Non gli fu risparmiato niente, non gli fu risparmiata nessuna maldicenza, persino gli attentati alla sua vita venivano nei corridoi dei palazzi di giustizia presentati come frutto di immaginazione o addirittura di artefazioni strumentali. Il silenzio che circondò Giovanni Falcone dopo il fallito attentato della Daura, le maldicenze, sono una buona parte della spiegazione del destino che poi la magistratura gli riservò, non solo attraverso il Consiglio Superiore, non nominandolo consigliere istruttore di Palermo, e scegliendo al suo posto un magistrato che non aveva mai visto un mafioso in vita sua, persona dignissima ovviamente, ma semplicemente ignaro di tutto quello che faticosamente era stato costruito dal pool voluto da Rocco Chinnici, ma anche i magistrati. Giovanni Falcone si candidò al Consiglio Superiore della Magistratura nel 90, fu uno di quelli che prese meno voti, poche decine, neanche tutti quelli della corrente di cui io
e Antonella facevamo parte, io perché non ne faccio più parte da una decina d'anni, Antonella credo che sia ancora iscritta, Certo, sempre. credo sia ancora iscritta, neanche quelli della corrente che lui aveva fondato, lo votarono. Non lo votò quasi nessuno, perché era considerato un alieno, uno che parlava di cose che si guardavano persino con sospetto, ma perché si occupa sempre solo di queste cose, e perché c'ha tutta questa autorevolezza politica, cioè nel rapporto con le istituzioni politiche, e perché c'ha tutte queste, questo credito mediatico. Era inaffidabile perché rispondeva a logiche di modernità e di organizzazione razionale del lavoro giudiziario che la magistratura, ripiegata in riti burocratici, in una dimensione sonnolenta e burocratica del lavoro, avvertiva come estranei nella migliore delle ipotesi. Ed è la magistratura della quale, lo dico con molta franchezza, che vedo rinascere da quelle che il sangue di pochi sembrava aver ridotto in cenere. Adesso sta piano piano risorgendo, perché ha bisogno, invocando di nuovo quieto vivere, assenza di conflitti, assenza di... ve lo dico, io da sempre giro molto nei palazzi di giustizia, perché ho fatto per 9 anni sostituto procuratore nazionale, quindi poi adesso quando si andava in un palazzo di giustizia, in una procura della Repubblica, fino a qualche anno fa le luci erano accese fino alle 8, alle 10 di sera. Noi ci davamo appuntamento per fare gli interrogatori a Milano, con Armando Spataro. Io mi davo appuntamento alle 18 perché facevo udienza la mattina a Napoli, poi prendevo il treno, che non sempre si aveva l'autorizzazione all'uso dell'aereo, e poi andavo a fare l'interrogatorio, iniziava alle 18 nel palazzo. Ora, intorno alle 15, 15:30, sono poche le stanze illuminate d'inverno. Perché c'è un sentimento di ripiegamento burocratico che nasce anche però da un clima collettivo nel quale non è più né richiesto né pagante lavorare tanto e lavorare su alcune cose. Ma questo è un altro discorso, è un discorso che da magistrato dovrei fare più spesso parlando con i magistrati, ma non è semplice. Parlare a chi non vuol sentire è una delle cose più frustranti che esistano. Allora, io poi vorrei anche dare la parola al pubblico. Mi è venuta una domanda, ne parlavamo prima passeggiando per Venezia, quando hai parlato di banche dati. L'acquisizione dei dati personali, pare essere la moda del momento, oggetto anche di molte di indagini che anche eclatanti. È il futuro, secondo te, della futura attività della criminalità organizzata oppure no? È il futuro. La criminalità organizzata si occupa di queste cose da anni e anni, perché sono sempre non una lunghezza. Con Giovanni Falcone era una lunghezza, adesso sono molte le lunghezze di vantaggio. Le tecnologie, lo spazio virtuale e ormai anche l'intelligenza artificiale generativa sono il cardine organizzativo delle strutture criminali più evolute, ma da anni questo. È una banalità. Quel mafioso di cui prima facevo cenno, che stava a Dubai, aveva inventato le piattaforme criptofoniche, proteggendo le sue comunicazioni con una password con 40 caratteri alfanumerici. Pensate alle vostre password, mamma 1, mamma 2, i nomi dei figli,
Quando sono arrivato nel mio ufficio, ho fatto, perché questa è una mia vecchia fissazione, quella della sicurezza informatica, ho fatto le verifiche, l'ho detto pubblicamente in commissione antimafia, quindi lo posso ripetere, le password di amministratore era admin 1, admin 2, admin 3, admin 3, admin 3, i dati sono la ricchezza sono la principale fonte di ricchezza del pianeta. I metalli rari, i metalli preziosi, l'energia, hanno un valore strategico perché serve a gestire i dati. Il bisogno di energia è collegato alla gestione dei dati. E i dati producono ricchezza, quindi ciascuno di noi trova comodissimo usare quei social, per cui si manda una fotografia gratis, ti fanno parlare gratis, addirittura se c'è il collegamento alla rete. Nessuno sa che mandare una fotografia con WhatsApp richiede la stessa quantità di energia di una lampadina di 60 watt tenuta accesa per 30 minuti. Pensate quanta energia ci vuole per trasmettere video, per far girare. E i dati sono la vita delle persone. Perché è gratis? Ma non è fatto gratis, in realtà noi lo paghiamo conferendo i nostri dati, che per chi li raccoglie sono molto più preziosi, quindi non solo perché generano pubblicità sulle reti, ma sono preziosi in sé perché si commerciano i dati. E accanto a un mercato legale che gli stati fanno fatica a regolare perché in molti contesti c'è la stessa relazione ci sono, tra gli stati e le cosiddette big tech, ci sono gli stessi rapporti di forza che c'erano tra i principati Mogul e la Compagnia delle Indie Orientali nel XIX secolo. Una compagnia fondata in un piccolo locale di 5 stanze nel centro di Londra, aveva a un certo punto 200.000 uomini armati e era conquistato, comportandosi come uno Stato tutto il subcontinente indiano. I rapporti di forza in molti contesti sono esattamente gli stessi, però è un mercato legale che gli stati, perlomeno le democrazie occidentali, si sforzano di regolare, quindi gli stati totalitari invece si sforzano di controllare, di esercitare direttamente, perché controllando i dati controllo la vita e le idee delle persone, e poi esiste un mercato clandestino ed è un mercato fiorente. È un mercato fiorente nel quale viene conferita ogni sorta di dato. E i dati più sono riservati, cioè sottratti al segreto, più hanno un valore, cioè hanno un prezzo più alto ed entrano a far parte di logiche eterogenee, quella economica, perché i dati che si vendono sul dark web, tutte le password rubate, poi voi le ritrovate sul dark web in vendita, perché fino a quando non vengono cambiate producono utilità, e poi servono anche per guerre commerciali, servono per le lotte politiche, disporre di dati sull'avversario politico è una ricchezza. Ci sarebbe bisogno anche di regolamentare queste cose, di regolamentarlo, ma le indagini servono anche a far fiorare le cose che si preferisce non vedere. Però è un dato di fatto che se c'è una cosa in comune tra tutte le organizzazioni criminali del mondo, non solo di tipo mafioso per così dire, ma anche di tipo terroristico, se c'è un tratto in comune è l'aver fatto delle nuove tecnologie il cardine organizzativo fondamentale.
così come ho detto che gli imprenditori sono diventati figure di vertice delle organizzazioni mafiose, poi diventano figure di vertice gli imprenditori delle tecnologie. A un'organizzazione criminale oggi servono assai più che sicari, servono hacker. È una banalità, però è una banalità che facciamo finta di non vedere. Addirittura esistono circuiti criminali e circuiti terroristici che hanno una vita, una predominante vita nello spazio virtuale, nel senso che tutte le attività di propaganda, reclutamento, indottrinamento, addostramento alla violenza si svolgono nello spazio virtuale. E noi, come dire, coltiviamo l'illusione che queste reti non siano reali, che siano soltanto una manifestazione, per così dire, un incubo, nel quale virtuale, nel quale soltanto del quale si può far finta di non vedere. Non è così. I circuiti jihadisti e i circuiti neonazisti stanno crescendo in dimensioni impressionanti nel web e noi facciamo fatica a vedere che attraverso il web si costruiscono circuiti paramilitari transnazionali che un giorno avranno anche vita reale, se continua così. Ma questa è un'altra espressione, una dimostrazione del fatto che sono un agente del pessimismo. Penso di fare il mio dovere, agendo Cassandra, aveva ragione pure lei, poverina, non è che avesse torto, però speriamo di fare una fine diversa, questo sì. Allora. Bene, allora io ringrazio molto il procuratore che è venuto nel nostro Ateneo, non è stato semplice averlo, io ho fatto leva sulla nostra antica amicizia e ce l'ho fatta. Grazie procuratore, grazie per quello che ci hai raccontato, grazie per il tempo che ci hai dedicato, grazie a tutti voi che siete stati presenti.